Mentre l'isola di Lampedusa è fortunatamente piena a tappo di turisti e visitatori, favorendo in questo particolare momento un aiuto economico importante, la situazione dei migranti continua a destare preoccupazione e rappresenta una continua emergenza, tanto da indurre ancora una volta con maggiore intensità la proclamazione dello stato di emergenza da parte del Presidente della Regione. Chiedo al Presidente Giuseppe Conte, ha scritto il Governatore sui social, di spiegare perché non è possibile dichiarare lo stato di emergenza nell'isola, cosa hanno fatto di così turbi i lampedusani per sopportare da soli questa ondata. Quanto si deve attendere per la proclamazione dello stato d'emergenza nell'isola di Lampedusa è richiesto da oltre un mese dal Comune e dalla Regione. Oggi come allora nessuna risposta da Roma. La richiesta di stato di emergenza era stata presentata da Musumeci l'11 luglio scorso, quando si recò nell'isola insieme al suo assessore alla salute Ruggero Razza. Solo quel giorno erano sbarcati 750 migranti in sole 48 ore. Da quel momento non è cambiato nulla perché barche e barchini continuano ad arrivare, l'hotspot di Contrada Imbriacola è sovraccarico di migranti. Una situazione davvero incredibile. Qualche giorno fa sono arrivati 10 barchini con un totale di 360 persone. L'hotspot è al collasso, ospita 1200 migranti, circa quando in realtà potrebbe dare accoglienza a solo 192 persone. La nave Quarantena Aurelia non riesce ad attraccare a causa del vento e i barchini, invece carichi di migranti, continuano ad arrivare nell'isola. Durante i primi giorni di agosto il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, dichiarava: in poco meno di 2 settimane sono arrivati nell'isola oltre 5.500 migranti in 250 sbarchi, molti dei quali di piccolissime entità. Ormai è una vera e propria emergenza. Il primo cittadino aveva lanciato diversi appelli chiamando il governo nazionale e facendosi sentire. A rilanciare adesso a martello è ancora una volta il presidente della regione, che sui social ha scritto nuovamente la proclamazione dello stato di emergenza per l'isola di Lampedusa.